Assolutamente, oggi l'iniziativa è un'iniziativa che possiamo definire integrata tra i temi di educazione alla salute e di educazione alla legalità, che sono poi i pilastri fondamentali del nostro curriculum di educazione civica. Oggi ospitiamo l'onorevole Lavardera nella sua qualità di vicepresidente infatti della Commissione regionale antimafia, ma anche di primo firmatario della legge 26 dell'ottobre scorso sulla prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze. Sicuramente un tema assolutamente vicino ai nostri giovani. Per noi che ci occupiamo di educazione di giovani che vanno da una fascia d'età tra i 14 e i 19 anni, per i quali questa tematica purtroppo è una tematica assolutamente incisiva ed incidente anche sulle loro personalità, sulla vita sociale, ritengo che sia veramente un'occasione importante da inserire nel percorso di crescita e di formazione dei nostri studenti. È un'iniziativa che chiaramente va a parlare direttamente ai giovani, anche per appunto avvicinare i giovani alle istituzioni e far intendere loro che i legislatori e comunque le istituzioni nel loro complesso si occupano anche di problematiche giovanili. Oggi partiremo dalla legge, ma partiremo anche dall'esaminare quelle che sono le fragilità dei giovani per riportarle alle istituzioni e far sì che continuino in questa strada, diciamo, di interesse e di attenzione sulle giovani generazioni. Saranno altri appuntamenti di questa natura? Sì, noi abbiamo iniziato un momento di legalità, siamo nel mese di novembre, abbiamo iniziato ieri anche con le iniziative sul tema della violenza contro le donne, quindi sull'affermazione del principio di non discriminazione, di pari opportunità, quindi questo mese lo dedicheremo tutto a questo tema e nei mesi successivi proseguiremo sempre tenendo conto delle importanti ricorrenze che fanno riferimento anche a queste tematiche. Ismaele, oggi presente qui al Teatro Pirandello in un incontro essere rompiscatole con gli studenti dell'Istituto Leonardo. Ecco, quale messaggio si intende lanciare? È importante parlare ai giovani di lotta alle droghe, di dipendenze patologiche, un momento storico in cui purtroppo le droghe dilagano nelle nostre province, vedasi il crack. Abbiamo questa necessità di raccontare questo fenomeno e dire ai ragazzi quali sono purtroppo ovviamente le conseguenze, quali possono essere le conseguenze devastanti di chi utilizza queste sostanze. Quindi è importante parlare di certi temi che spesso e volentieri nelle scuole non entrano, magari forse anche per tabù. Allora racconteremo quello che ha fatto la regione siciliana, quello che dobbiamo fare insieme e certamente insomma sarà un momento importante. Ecco, un momento particolare anche del tuo momento, parlerai anche di questo? Ma no, con i ragazzi non entro mai nel merito delle vicende che riguardano l'attività politica, perché è giusto che la politica non entri nelle scuole, certamente non parlando di questo ai ragazzi, ma parlando con voi di questo aspetto, è un momento in cui probabilmente sto cercando di mantenere il mandato che ho fatto con gli elettori, cioè di raccontare anche le vicende scomode che ci sono dentro quell'assemblea e di raccontare anche come e quando vengono spesi i soldi, a mio avviso, in maniera inopportuna. Questo resta a voi giornalisti, lo dirò a voi, certamente con i ragazzi parleremo di legalità e di cultura e non entreremo ovviamente nel merito di queste polemiche politiche.